Lacrime mute sulle mascherine di questi manichini dagli abiti scintillanti. Nero rigoroso per lui, velo lustrini, gonna ampio stretta su vestiti da sogno per lei. Piange il mondo che ruota attorno a matrimoni e cerimonie, un settore di professionalità variegate che nella sola provincia di Padova conta 2.000 attività, 20.000 lavoratori e lavoratrici, cui si aggiungono 3.000 stagionali. Nel 2020 abbiamo avuto un calo del fatturato in percentuale, adesso io sto generica non parlando della mia attività nello specifico, ma dal 60% fino al 90%. Una strage finanziaria, diciamo, perché il nostro comparto veramente sta soffrendo moltissimo e siamo stati chiusi anche perché i lockdown hanno coinciso con il nostro momento di alta stagione. Molti entrano in questi negozi, ammirano abiti, chiedono proposte. Nessuno ancora se la sente di fissare una data, tanta la paura di essere costretti ad annullare. Un mondo che non ha potuto godere di ristori economici perché gli atelier hanno lo stesso codice Ateco dei negozi di abbigliamento. Imprenditori e professionisti che chiedono si prosegua con la campagna vaccinale e propongono l'adozione di protocolli specifici per le cerimonie, con la speranza di tornare a immaginare con i loro clienti il loro giorno più bello. Noi speriamo che si riparta, abbiamo voglia veramente di rivedere i nostri sposi felici, di poter realizzare veramente i loro sogni e poter far parte di un giorno così importante.